Grazie Presidente. Ho forti perplessità rispetto a questa proposta di legge. Questo disegno non solo non risolverà il problema della continuità territoriale per i sardi, ma aggrava la situazione già drammatica del trasporto pubblico locale, sottraendogli risorse in maniera cospicua. Quindi parliamo di 19.383.000 euro per il 2012 e 35.750.000 per il 2013. Risorse di cui non è chiaro in che modo, fra l'altro, verranno reintegrate. Certamente questo taglio in un settore strategico per la mobilità interna nel territorio sardo comporterà una restrizione drammatica e un aumento dei costi degli stessi. Quindi colpirà pesantemente gli studenti, pendolari e una gran fascia di cittadini, contribuendo a privarli ancora di più del diritto sancito quindi allo studio, al lavoro, alle relazioni culturali ed interpersonali. Il resto della spesa per la continuità territoriale aerea dovrebbe essere garantito in varie quote da un fondo per nuovi oneri legislativi, ma se tanto mi dà tanto, chiedo se esiste realmente una copertura finanziaria per questa legge, oppure se all'ultimo momento tali fondi vengono dirottati su altre partite e con quali risultati per noi sardi. Dobbiamo porci sicuramente qualche problema. C'è da chiedersi, con questo tipo di continuità territoriale aerea, chi si intende agevolare, chi paga questo servizio e chi viene penalizzato e svantaggiato. La risposta alla prima domanda l'ha già data, un po' così come logica, l'ex Presidente Pili, per il quale la continuità territoriale da e per la Sardegna deve essere per tutti e non solo per i sardi. Allora, cosa sicuramente ineccepibile teoricamente, ma che si riscontra con una pratica contraddittoria, visto che alla latitanza di questo settore, quindi del governo italiano, che non ha nessuna intenzione di sopperire a questo problema, deve metter mano al portafoglio, stranamente, la Regione Sardegna, e quindi per l'ennesima volta saremo noi sardi a pagare. Quindi con questo disegno di legge così concepito significa che la Regione Autonoma della Sardegna paga questa continuità territoriale aerea con fondi destinati alla mobilità interna, quindi già profondamente inadeguata a fornire i servizi e ancor più servizi di qualità. Quindi la logica che ci viene proposta da questo disegno di legge sicuramente allevia lo Stato italiano da una sua precisa responsabilità, e cioè garantire primariamente ai sardi e poi anche agli altri cittadini una continuità territoriale aerea reale, più volte conclamata e comunque mai attuata. Non c'è traccia di fondi per questo settore accantonati dallo Stato italiano, e ancor meno negli scorsi mesi sia l'assessore Solinas che il presidente Cappellacci non mi è parso che abbiano incalzato con la forza dovuta il governo Berlusconi su questi temi per avere risposte certe. Parliamo anche di risposte che a tutt'oggi mancano, vista la proposta di legge, la 337, pagata completamente con i nostri soldi, fra l'altro già impegnati in altre poste e dirottati all'ultimo momento. Allora, questo dirottamento di fondi sicuramente creerà disastri laddove sono stati sottratti, quindi parliamo di settori già fortemente indeboliti. Non possiamo accettare la continuità territoriale aerea sia attuata solamente di fatto sulle tratte per Roma e Milano, per non parlare poi della discontinuità territoriale per gli altri aeroporti italiani. Oggi più che mai, nel pieno di una crisi mondiale ed europea, la mobilità per noi sardi è diventata un lusso e una disgrazia storica, direi, c'è quindi un ulteriore peso per ogni nostra prospettiva di sviluppo economico e sociale. Questa non è una legge risolutiva, è una legge che, a mio avviso, appesantisce fortemente la situazione, cioè i grossi problemi della Sardegna. Noi siamo convinti che il problema della continuità territoriale aerea sia fondamentale per il nostro sviluppo e per il nostro benessere, ma non possiamo accettare queste logiche di scippo ai danni di chi già non ha.
quindi per non avere garantiti fra l'altro i servizi in termini sia geografici, in termini di quantità, di qualità e ovviamente di costi. Questa proposta è lontana anni luce dal poter risolvere il problema della continuità territoriale ai sardi. Anzi, se andiamo a vedere la delibera di giunta, la 45/3 del 10 novembre, quindi disposizione in materia di continuità territoriale di trasporto pubblico locale, è chiarissimo che questa giunta, in modo direi anche abbastanza maldestro, da una parte finge di risolvere un problema per poi crearne altri, quindi dimostrando con ciò una confusione cosmica e nessun tipo di strategia adeguata alla gravità dei problemi. Infatti con questa delibera di qualche settimana fa si intende dirottare i fondi destinati al miglioramento dei trasporti locali, già fortemente carenti e inadeguati per le esigenze di spostamento dei cittadini sardi nel proprio territorio, alla continuità territoriale aerea. Con questa formula, in definitiva, si vogliono agevolare solo i turisti che verrebbero in Sardegna a prezzi vantaggiosi, e a prezzi vantaggiosi perché chiaramente vengono pagati con le risorse economiche di noi sardi e non con quelli dovuti dall'Italia. E torniamo sempre al problema già citato negli interventi precedenti dagli altri colleghi, cioè il problema che continua ad essere irrisolto delle entrate fiscali. Il turismo in Sardegna, a mio avviso, non può decollare se prima non si risolvono i bisogni e i problemi interni, quindi con adeguate risorse e sapendo con estrema chiarezza chi deve pagare e da dove si attinge. Il disegno di legge che è in corso di discussione è centrato sulle norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale, e cioè i 57.500.000 previsti per il 2012 e per ciascuno degli anni poi 2013 e 2014, quindi da quale fonte provengono. Ma il Governo italiano prende distanze dal problema. Con questa proposta di legge è davvero poco credibile. La Giunta della Regione crede di avere in mano la formula magica, quindi è un vero peccato che per poter dare risposte dovrà provvedere paradossalmente a pagare di tasca propria, e ribadisco, dirottando i fondi destinati a incrementare i trasporti locali, già fortemente carenti e inadeguati per le nostre esigenze, quindi a partire dai problemi dei lavoratori, agli studenti sempre più in difficoltà, non solo per le scuole pubbliche in Sardegna che ormai stanno chiudendo, ma anche perché è sempre più difficoltoso raggiungerle per la disorganizzazione e l'inesistenza dei trasporti pubblici interni. Direi pure che la gestione dell'AST nella sua efficienza, dominata da crisi e sperperi, direi che parla abbastanza chiaro. C'è un esempio tragico di come funzionano le cose qui da noi. Insomma, questa legge, più che una proposta di legge, è un gioco di prestigio per imporre in modo subdolo a noi sardi ennesimi e insopportabili sacrifici e tagli ai trasporti interni già fortemente problematici, sino a negare alle nostre popolazioni ogni possibilità di spostamento interno pubblico nel proprio territorio. Quindi con questa proposta di legge non si garantisce alle nostre popolazioni alcuna continuità territoriale, ma assolve da ogni responsabilità sia morale che economica lo Stato italiano. Questa legge, purtroppo mi dispiace doverlo dire in modo così diretto, ma è stata veramente ideata per remare contro gli interessi dei sardi. Grazie.